Genesi capitolo 39. Giuseppe in Egitto. Giuseppe era stato portato all'Egitto e Potifar, il consigliere del faraone, e il comandante di tutte le guardie sue. Era chi l'egiziana che l'aveva accattata, a in mani che gli mercanti ismaeliti, che l'avevano portato alla bascia. Il Signore fu con Giuseppe, che ogni cosa che le chiedeva buona, e rimanette così in casa di l'egiziana, che diventava il padrone suo. Pure il padrone si adunai che il Signore stava con essa, perché ogni cosa che aveva che in mano sua, il Signore benediceva. A così Giuseppe trovò la razza innanzi all'occhio suo, e diventò il servo più meglio che teneva. Anzi, chi lo faceva diventare, il capo di tutte le serve sue, e mettette in mano sue, tutte bene era a casa sua. A quando aveva fatto capo di tutte le serve sue, e portava i conti tutte bene sue, il Signore benedicette a casa che l'egiziano per via Giuseppe. E a benedizione del Signore, che rette pure un coppa a tutte che la cadeva in da casa sua, e in da terra sua. E a così chi se la sai tutte bene sue in de mani Giuseppe, e non la dimandava mai conto, e tutte quelle che essa teneva. Spiava solo quelle che essa desiderava mangiare. Giuseppe era diventato in da quella casa assai bella e faccia, e teneva un corpo assai aggraziato. Giuseppe, tentata, accusata e incarcerata. Dopo tutti questi fatti, la moglie del padrone suo mettette l'occhio suo in gola a Giuseppe e non gli ordinò la ricetta. Facciamo amore tutti e due. Chi si tirai in rete e ricetta che la moglie del padrone suo. Viro padrone mio, non mi dimando conto di tutte quelle che stanno in da casa e mi si rende in mano a me pure tutte bene sue. Issa stessa non conta più a me in da questa casa. Non mangiate nessuna cosa in da sta casa fuori a te, perché tu sei la moglie sua. E poi come potessi fare questa infamità contro essa e fare un peccato contro Dio. Eppure sì che ogni giorno o incrociavo con tutte queste, Giuseppe non accettai mai esaunì con essa. Un giorno Giuseppe trasette in da casa per fare servizio e tanto in da quella casa non gestiva nessuno di tutte le persone della famiglia. E questa, a ferraie, per veste, le ricette, a uniscita insieme con me. Chi se invece le lasciai in mano sua la veste, che teneva un cuore e se ne fuiette fuori. Quando questa fretta chi l'aveva lasciata in mano la veste sua e se ne rifiuta, chiamai subito tutti quelli che stavano in casa sua e dicette a loro: guardate, marito mi ha portato in casa una breia, per mettere a pazzia con noi. Chi si è accostato a me e voleva per forza fare amore con me, mai subito aggiulluccato. Chi quando ha sentito che stava alzando la voce, mi ha rimesso a chiamare gente, ha lasciato la veste sua vicino a me e subito se ne è fiuto e è asciutto fuori. E questa tenette la veste più vicina a essa, sino a quando padrone non tornai a casa sua. Eppure non suo marito suo dicette le stesse cose. Chi la breia, che hai portato a casa nostra, si è accostato a me e voleva pazziare con me, ma come mi ha messo a lucare e a chiamare gente, chi sta lasciata la veste sua vicino a me se ne è fiuto subito fuori. Quando il padrone sentette che si parlò della moglie sua, che le diceva: sì, proprio da così mi ha fatto il servo tuo. Chi le s'intossicai in una piazza. Chi lo padrone Giuseppe lo pigliai e lo fece inserire in carcere, dove stavano pure tutte là di carcerato del re. E a così lo fece rimanere in un carcere. O Signore invece, che stava sempre con Giuseppe, le fece trovare amore e le fece trovare razza innanzi all'occhio e chi lo capo del carcere. E a così chi lo capo del carcere mettette in mano Giuseppe tutte quelle che stavano in carcere e tutte quelle che non stava a fare là dentro. Era sempre essa chi le aveva. Chi lo capo del carcere non si importava più di niente e tutte quelle che essa aveva messo in mano sua, perché sapeva buono che il Signore stava sempre insieme con essa. E tutte quelle che essa aveva, il Signore o aveva sempre buona.